a Mondello non ci sono soltanto storie di fantasmi. 100 anni fa a Mondello girava un uomo con una lunghissima barba bianca, un pescatore dalle 1000 vite che si chiamava Nicola, ma che era conosciuto da tutti come Cola Vaiba. Uno dei cristiani che faccia china sale e desule, che ormai c'era per tu. E poi Nicola, detto Cola Barba, era pure importante per gli altri pescatori. Era uno dei pochissimi che sapeva tagliare le tempeste. Sul taglio delle tempeste ci farò un 60 secondi, ma Cola Barba era uno degli ultimi possessori di un'antica formula magica in grado di fermare pure un malo tempo chiullario. E tutti conoscevano Cola Vaiba, forse perché era stato uno degli ultimi rais della tonnara di Mondello e discendeva da una famiglia di pescatori antichissima. Cieto, bisogna dire che tante persone negli anni hanno smentito tutti questi fatti, dicendo che Colabarba in realtà non era un tagliatore di tempeste, non era un rais e non era manco un pescatore. Era solo un chiacchierone che si inventava storie e tirava a campare. E io, sinceramente, non so chi abbia ragione, ma sicuramente le foto di Colabarba finirono su National Geographic, mentre quelle dei suoi detrattori saranno intrappolate in qualche vecchio album di famiglia.